Se noi apriamo rialimentiamo, c'è una legge che si chiama legge di Hebb, ogni sinapsi che si sta spegnendo, si sta atrofizzando, se noi la rialimentiamo di energia, questa rimane accesa. Se io passo ogni volta dal mio sentiero, come si faceva una volta con la roncola o col coltello, e si tagliavano tutti i rami che venivano nel sentiero, questo sentiero qua non si imbosca. Ma però se tu continui a passare a tagliare, se tu una sinapsi neuronale non la solleciti, questa si spegne, si atrofizza. E quando perde le spine dendritiche, tu ce ne voglia di cantare in cinese, russo, per riuscire a fare il mantra su queste cose, se vuoi. Hai bisogno di creare una tensione più alta, hai bisogno di creare proprio questa emozione, quella adrenalina che ti spara nel cervello. E questa era anticamente la funzione dell'orgasmo. Un Ok? cortocircuito. Creare questa tensione, non tanto cortocircuito, ma sparare dei lampi di energia che riattivano le sinapsi. E anche su questo la cultura non è che ci dà una mano, perché nell'alfabeto sanscrito ci sono 52 suoni. Ok? Noi ne abbiamo sì, no, 24, 27, dipende da che vocabolario usate nella nostra lingua, ma quanti ne usi? 15, 16? Suoni, sto parlando di fono, di fonetica. Ma noi sappiamo che si chiama mappa di Brodmann, che è colui che a livello neuroscienze ha mappato le aree del cervello, lui dice sono 50. Ok? Ma mappare due mappe in un'unica, sostanzialmente, diciamo che da 50 a 52 non ci cambia la visione, se vuoi, archetipale o esemplificativa di quello che sto dicendo. Ecco, questo è proprio il punto. Se noi non ci abituiamo a scardinare tutti i programmi, di tutte le informazioni e di andare a riconsiderare i valori che i nostri genitori, la nostra famiglia ci ha passato e riposizionarli al tempo di oggi, ecco, rischiamo di non avere più il ritmo, di non poter cambiare questa insoddisfazione, questa sofferenza che noi ci portiamo dietro.